Concorsi pubblici truccati. 3 residenti nel veneziano e 1 nel trevigiano sono finiti nel mirino della Procura di Trapani con l'accusa di corruzione, traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri di Alcamo su presunte irregolarità nei concorsi in polizia e nei vigili del fuoco. Tutto sarebbe partito proprio dopo una serie di esposti dei sindacati di base di quest'ultimi. La mente era uno di loro, Giuseppe Pipitone, direttore ginnico-sportivo dei Vigili del Fuoco, attualmente in servizio presso il comando del Corpo di Catania. È stata avviata nel giugno 2020 ed ha preso le mosse da pregresso risultanze investigative che erano state acquisite dalla sezione forestale presso la Procura di Trapani. Le successive indagini hanno permesso di dimostrare che un vice dirigente dei Vigili del Fuoco, sfruttando da una parte le sue conoscenze all'interno delle amministrazioni pubbliche e dall'altro il fatto di essere stato nominato in una delle sottocommissioni d'esame, si sarebbe impegnato a sponsorizzare alcuni candidati nelle diverse prove concorsuali per l'accesso ai Vigili del Fuoco, il tutto naturalmente dietro promesse successive d'azione di denaro. Bastava dunque pagare per vincere il concorso, fino a 3.500 euro a candidato per entrare nei Vigili del Fuoco e 5.000 in polizia. Ad Alcamo c'era una scuola di preparazione per concorsi. Dopo la prova preselettiva si accedeva alle prove motorie e attitudinali, poi al colloquio con le valutazioni dei titoli e infine alle visite mediche. Ma chi non pagava si fermava al primo turno. Le misure sono state eseguite nei confronti di 14 persone, una in carcere, 3 domiciliari e 10 all'obbligo di dimora. Dei 3 veneziani agli arresti domiciliari sono finiti Vincenzo Faraci, 47enne di Alcamo, rintracciato ad Olo, e il 59enne Filippo Alessandro Lupo, originario di Marettimo ma residente nella Marca. Obbligo di dimora invece per Mattia Turin, 26enne di Dolo, e per il 31enne Andrea Doretto di San Donà di Piave.